In Veneto c'è una nuova energia. Con il nuovo piano energetico regionale, la Regione ha tracciato un percorso ambizioso che cambierà radicalmente il nostro sistema energetico entro il 2030, in accordo con le normative adottate a livello comunitario, nazionale e regionale. Un processo decisivo che trasformerà l'assetto energetico del territorio e delle infrastrutture e coinvolgerà gli enti territoriali, le piccole e medie imprese e l'intera comunità. La transizione energetica sarà guidata da 4 obiettivi fondamentali: l'incremento delle fonti rinnovabili, la riduzione delle emissioni, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'introduzione dell'idrogeno verde nel mix energetico regionale. Il Veneto ha già superato i livelli di crescita delle rinnovabili previsto, oltrepassando l'obiettivo di burden sharing assegnato dal Decreto Sviluppo 2012, per raggiungere nei prossimi anni un nuovo traguardo. Il 43% di energia elettrica disponibile per le nostre esigenze sarà prodotta da fonti rinnovabili. Per attuare la decarbonizzazione, la Regione ridurrà le emissioni di CO2 di quasi 15 milioni di tonnellate. Un risultato straordinario, pari a 148 milioni di nuovi alberi piantati. Il Veneto ha raggiunto i massimi livelli di energia da idroelettrico. È al secondo posto in Italia per il numero di impianti fotovoltaici installati. Continuerà a sostenere le comunità energetiche rinnovabili e a intervenire nella riqualificazione degli edifici, promuovendo interventi come l'installazione di pompe di calore, la coibentazione, l'aumento di efficienza dei sistemi di generazione di energia, promuovendo la produzione di biometano sostenibile e integrato nel territorio. Si impegnerà nel rinnovo del parco mezzi pubblico e privato e nell'uso di combustibili alternativi e sostenibili per veicoli come l'energia elettrica e l'idrogeno verde. E all'idrogeno verde assegnerà un ruolo sempre più importante, investendo nella ricerca e nella creazione di infrastrutture per la produzione e l'utilizzo, emergendo come leader dell'innovazione sostenibile in Italia. La transizione energetica in Veneto si concretizza anche tramite l'offerta di una formazione mirata e la capillare diffusione della cultura energetica in tutte le fasce della popolazione per un impegno condiviso sul tema energia. Il Veneto è tra le prime regioni italiane nelle attività di riciclo, riparazione e riutilizzo, settori che rappresentano il nucleo dell'economia circolare, il cui valore aggiunto rappresenta l'1,4% del PIL. Con un investimento complessivo di oltre 8,7 miliardi di euro, il nuovo piano energetico regionale segna l'inizio di una nuova era energetica. In Veneto c'è una nuova energia, sempre più vicina, sempre più pulita.